Treviso che hanno condotto in carcere i componenti di una banda di trasfertisti che dal Veneto assaltava con l'esplosivo bancomat in Toscana e Liguria. Pronti i protocolli per la riapertura di cinema e teatri, risolto il nodo dei centri estivi. Il governatore Zaia attacca il governo, silenzio scandaloso, sul tavolo anche il caso Streni e la questione della Grecia. I primi dati sulla cura sperimentale con il plasma praticato in Veneto continua e sta funzionando, dice la responsabile del centro trasfusionale dell'azienda ospedaliera di Padova, De Silvestro. 3.000 euro che valgono come 3 milioni, la commozione dell'imprenditore di Quinto di Treviso per aiutare il quale i dipendenti a cui aveva anticipato la cassa integrazione hanno fatto una colletta. Malore in cabina, poi la caduta grave, un autotrasportatore di 57 anni che a Pieve di Soligo è stato soccorso dai colleghi, giunto in elicottero a Treviso e in prognosi riservata. Da oggi niente più obbligo di utilizzo della mascherina all'aperto, anche se nei negozi al chiuso vale ancora, ma per i trevigiani si sentono più tranquilli indossandola e non ci rinunciano. In chiesa Monasteri il commosso addio al ristoratore Franco Menegaldo. Del suo lavoro, ha detto il parroco nell'omelia, aveva fatto un'arte. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. In primo piano, lo avete sentito anche dai titoli, la cronaca con l'operazione portata a termine all'alba di oggi dai carabinieri di Treviso che hanno condotto in carcere i componenti di una banda di trasfertisti che assaltava bancomat utilizzando l'esplosivo. Una banda specializzata negli assalti agli sportelli bancomat di istituti di credito e uffici postali, attiva tra le regioni Veneto, Liguria e Toscana. Trasfertisti specializzati negli assalti ai bancomat. Sono 5 le ordinanze di custodia cautelare in carcere eseguite dai carabinieri del comando provinciale di Treviso, 18 le perquisizioni tra Veneto, Toscana e Liguria. 3 delle misure emesse dalla Procura di Padova nei confronti della banda accusata di colpi per ben 250.000 euro in contanti hanno riguardato altrettanti soggetti residenti in campi nomadi della Marca. Janko Maior, 46 anni, di Paese, Naika Gabrieli, 40 anni, di Strana, Lachi Grisetti, 36 anni, di Castelfranco Veneto, anche se di fatto senza fissa dimora. In carcere anche Liliano Ferri, 48 anni, residenti ad Alto Pascio, in provincia di Lucca, e Dejan Guido Negro, 25 anni, domiciliato a Viareggio. Le indagini dei carabinieri, che sono state coordinate dalla Procura di Padova, hanno accertato che la banda aveva la disponibilità di ordigni esplosivi con cui far saltare in aria i bancomat, una pistola semiautomatica e scanner con cui intercettare le frequenze delle forze dell'ordine. Il gruppo si muoveva dal Veneto in Liguria e in Toscana con un'auto di grossa cilindrata risultata rubata e con targhe clonate. Non dunque ladri improvvisati, ma una banda estremamente pericolosa, viste le modalità d'azione. Furto aggravato, riciclaggio, detenzione e porto d'armi da fuoco ed esplosivo, le accuse. In azione all'alba di oggi i militari del nucleo investigativo di Treviso, in collaborazione con i colleghi dei comandi di Lucca, Pistoia, Prato, Grosseto, Massa Carrara, Brescia e La Spezia. Nel corso dell'operazione è stata arrestata anche la compagna di uno degli indagati, Chiara Colombo, 32 anni, di Castelfranco, che deve scontare 6 anni e 4 mesi di reclusione per numerosi furti aggravati in abitazione ai danni di anziani commessi tra il gennaio 2014 e l'agosto 2017 nelle province di Padova e di Udine. Le basi del gruppo erano in provincia di Treviso e Pistoia, dove la banda trovava rifugio in garage ed alloggi. Tra gli assalti ai bancomat a cui fa riferimento l'ordinanza, quelli del 29 febbraio a Empoli, San Miniato ed Amelia, in provincia di La Spezia. I 5 sono inoltre indagati per altri 3 colpi il 22 febbraio tra Massa Carrara e Pistoia. Veniamo adesso all'emergenza coronavirus, intanto dando uno sguardo ai dati giunti poco fa da Azienda Zero sui positivi e i ricoveri in Veneto nelle ultime ore, dati che vi diciamo subito essere più che confortanti. Sono 19.155 complessivamente i casi positivi nella nostra regione, con un incremento di un caso in più rispetto ai dati di stamane. Complessivamente sono 1.921 le persone che hanno perso la vita complessivamente tra ospedali e strutture extraospedaliere da inizio emergenza, 2 decessi in più rispetto a questa mattina. Per quanto riguarda invece poi gli attualmente positivi sono 1.457, i negativizzati sono 15.777. Per quanto riguarda i ricoveri, complessivamente abbiamo 376 persone ricoverate negli ospedali del Veneto, una persona in meno rispetto a stamane, di questi ancora positivi
positivi 109. Scende anche il numero delle terapie intensive, un paziente in meno nelle terapie intensive, siamo scesi a 27 complessivamente, di questi solo 5 ancora positivi. E nel giorno in cui cade, lo sapete, l'obbligo della mascherina all'aperto, Zaia dice che sono pronti anche i protocolli per la riapertura di cinema e teatri. Resta invece irrisolto il nodo dei centri estivi per i bambini da 0 a 3 anni, con il governatore che parla di un silenzio scandaloso da parte del governo, e sul tavolo poi anche il caos treni e la questione della Grecia. Stiamo portando avanti tutte le linee guida, di fatto le abbiamo chiuse tutte, quindi abbiamo tutta la partita dei teatri, che sapete, dei cinema, dei locali di intrattenimento, quindi delle discoteche, del tema dei casinò e delle sale da gioco. E stiamo attendendo una convocazione da parte del governo per capire cosa si fa rispetto a queste linee guida. In attesa quindi di un cenno da Roma per chiudere la partita delle aperture previste per la metà di giugno. Anche qui, ribadisce Zaia, i protocolli regionali ci sono, si tratta di concertarli a livello centrale, possibilmente evitando l'impasse che si sta registrando sul fronte dei centri estivi per i bambini dagli 0 ai 3 anni. Dico che siamo ancora in piedi con lo 0-3 ed è scandaloso che, nonostante siano passati 10 giorni e con le linee guida approvate unanimità da tutte le regioni, ancora a tutt'oggi, in virtù, a questo punto è bene dirlo, di un dibattito interno tra ministri al governo, non si sono date delle risposte. Resta la partita degli spostamenti fra regioni a partire dal 3 giugno, salvo imprevisti e fughe in avanti o indietro a seconda delle prospettive. Su questo fronte Zaia ribadisce la linea del Veneto. Per quanto riguarda gli spostamenti, vi confermo la mia posizione di assoluta contrarietà nel chiedere o imporre limitazioni a chi viene in Veneto. Io penso che sia fondamentale che ci sia la libera circolazione. Nella responsabilità ci sono delle regole da rispettare, che sono quelle dei dispositivi. Ma la questione degli spostamenti travalica i confini regionali e anche nazionali, con il governatore che torna sulla posizione della Grecia, ancora intenzionata a mettere chi proviene dal Veneto in quarantena. Ho visto che i greci, dopo le dichiarazioni, sono partiti da tutto chiuso, sono degli appestati, poi hanno ridotto il numero delle regioni, dopo hanno detto fino a luglio. Insomma, un passetto alla volta. Spero che i greci tolgano sta idiozia di regolamentazione. E io non devo andare in Grecia, ma lo dico per un fatto anche di giustezza, visto e considerato che è bene ricordare che la Grecia si trova in area Schengen, non è solo in Europa, è anche in area Schengen, a differenza della Croazia. E la riacquisita libertà di movimento viaggia anche su rotaia. Il fronte del trasporto ferroviario, dopo l'exploit del weekend, resta caldissimo, con Zaia che invoca il buonsenso, pena l'implosione anche economica del TPL. Faccio parte di quelli che pensano che si possa avere un treno con la capacità dell'omologazione, quindi standard, con la mascherina. Cioè, adesso oggettivamente, guardate, in questa sala voi siete seduti uno a fianco all'altro, ma avete la mascherina. Come in aereo, come dappertutto. Altra partita, quella politica, con la manifestazione del centrodestra in occasione della festa della Repubblica contro le politiche del governo Conte. Una è prevista a Mestre per le 11.30 e qui sarebbe atteso Zaia, che dà il sostegno ma non scioglie completamente le riserve. Noi abbiamo la videoconferenza e cercheremo di far combaciare tutte le cose. Quindi ci sarà? No, non ho detto questo. Tutti i giorni mi domandate la stessa roba. Avrete la mia foto con le bandiere, vedrete che ce l'avrete. E durante l'odierna conferenza stampa del presidente Zaia sono stati riferiti i dati sulle cure sperimentali con il plasma praticate nella nostra regione. Il punto con la responsabile del centro trasfusionale dell'azienda ospedaliera di Padova. Il progetto è partito a Padova, è partito come idea all'inizio di marzo, quindi circa 8-10 giorni dopo che era esploso tutto il coronavirus nella nostra regione. Vi dirò che noi seguivamo già a quel tempo, prima ancora che qui si presentassero i primi pazienti,
quello che facevano i colleghi cinesi. Durante il punto stampa del presidente Zaia sono state rese note le tappe del progetto sperimentale con il plasma in Veneto, un progetto che ha potuto partire i primi di aprile sia per i tempi tecnici di realizzazione che per la raccolta del plasma mano a mano che guarivano i pazienti. Abbiamo rollato 23 pazienti che sono stati colti soprattutto in terapia intensiva. Oltre la metà di questi sono stati trattati quando già erano in terapia intensiva, quindi in ventilazione assistita. Una parte, soltanto la minima parte, è stato trattato in terapia medica, infettiva, comunque in reparti medici, e un altro terzo dei pazienti è stato trattato in terapia subintensiva, quindi mediamente molto più gravi rispetto anche alla corte di pazienti che è stata studiata a Pavia e di cui probabilmente avete già sentito parlare anche relativamente ai risultati. È proseguito poi l'arruolamento dei donatori. Punto critico però è il dosaggio degli anticorpi. Per poter fare una terapia efficace abbiamo bisogno che la quantità di anticorpi neutralizzanti, cioè quegli anticorpi che sono in grado di inibire l'ingresso del virus all'interno della cellula, quindi l'infezione, deve avere un titolo, si dice, modalità di misurazione superiore a 160. Ora dalle nostre test effettuati circa il 50, poco più del 50% ha un titolo superiore a 80 e solo un 33% un titolo uguale superiore a 160. Questo significa che non tutti hanno una quantità di anticorpi sufficiente per poter fare con il loro plasma una terapia efficace secondo quello che ci siamo prefissati. I risultati ottenuti finora fanno ben sperare. Togliendo quei 4 casi compassionevoli, noi abbiamo avuto, come ho sempre dichiarato, un paziente che è deceduto, che è un paziente che è uno dei primi che erano stati arruolati e che era un paziente che era già in terapia intensiva da molto tempo, cioè era già da oltre 14 giorni in terapia intensiva, con la presenza di altre patologie gravi che ne hanno impedito ovviamente qualsiasi effetto da parte del plasma. Gli altri in linea di massima sono andati bene, nel senso che sono tutti viventi, alcuni molti ormai dimessi, altri in fase di riabilitazione. Nessuno dei nostri ha avuto una risposta entro 24-36 ore, come dice Pavia. Però tutti hanno avuto un miglioramento dopo la somministrazione di plasma. Intanto quella di ieri è stata una giornata difficile sul fronte dei trasporti, in particolare per i treni, con vagoni affollati e polizia costretta a far scendere i passeggeri alla stazione di Castelfranco, passeggeri che hanno poi dovuto attendere il treno successivo. Il sindaco di Treviso, Mario Conte, dice che bisogna incrementare il servizio. Ultima domenica di maggio, la voglia di tornare piano piano alla normalità, la voglia di uscire e raggiungere zone turistiche, un desiderio che si è scontrato, almeno per i treni, con le norme anti-Covid, convogli affollati tanto da costringere la polizia a far scendere sulla linea Bassano-Venezia dei passeggeri alla stazione di Castelfranco per attendere il treno successivo. Il servizio è ancora ridotto. Poche le corse ed ovviamente prese d'assalto dalla gente. Qualche polemica per i disagi causati e la richiesta della gente di trovare delle soluzioni. Ci vogliono più treni, bisogna incrementare il servizio, ovviamente di questo se ne deve occupare lo Stato e Ferrovie dello Stato. Sono convinto che questi giorni servono anche un po' da test per capire qual è l'effetto e qual è l'affluenza delle persone. Argomento fra l'altro toccato anche dal governatore Zaia, raggiunto da numerose segnalazioni di treni affollati. In un momento dove il turismo è a chilometri zero, cioè quindi gli spostamenti tra una città e l'altra, soprattutto vicine nel Veneto, quindi da Treviso a Venezia, da Venezia a Verona, Vicenza eccetera, è fondamentale incrementare e garantire il servizio a quei cittadini che vogliono godersi le bellezze delle città venete. Ed oggi è anche la prima giornata del nuovo provvedimento relativo alle mascherine. Molta però la gente che ancora non se la sente di uscire senza la protezione. Il sindaco Conte sull'argomento dice:
A chi non dà fastidio e per chi non è un problema, io credo che la possa indossare. Anch'io questa mattina ho girato con la mascherina, poi voglio dire, sta tutto nella coscienza delle persone, nel buon senso. Se sapete che dovete frequentare dei luoghi che possono essere sovraffollati anche all'aperto, cercate di indossare la mascherina. Comunque tenetela sempre in tasca, pronta per l'evenienza. E adesso una bella storia legata proprio all'emergenza coronavirus che arriva da Quinto di Treviso, dove il titolare di un'impresa ha dovuto chiedere un prestito in banca per garantire lo stipendio ai suoi dipendenti, i quali per ringraziarlo hanno fatto ai dipendenti una colletta. Il mio primo dipendente, adesso direttore generale, mi ha consegnato una busta con tutti i presenti dove mi hanno dato circa 3.000 euro. Ahimè là, sul subito, anche adesso, si è dovuto contare per qualche secondo prima di parlare. La voce che si incrina, l'emozione difficile da nascondere per Sergio Zanin, titolare della Futura Serramenti di Quinto, mentre ricorda l'attimo esatto in cui i dipendenti hanno consegnato nelle sue mani una busta, all'interno 3.000 euro raccolti per ringraziarlo di quanto fatto in questo difficile periodo. Il tutto nasce 2 settimane fa, quando Zanin riunisce la sua squadra per spiegare la situazione aziendale dopo 2 mesi e mezzo di lockdown, durante i quali l'attività è andata avanti ma non a pieno regime. Tutto questo ha portato a perdite di lavoro pari a 1.200.000 euro. Quindi ho dovuto far fronte con banche, ho dovuto far fronte con impegnarsi tramite le banche ad aprire un fondo, ad avere dei soldi come fondo, come paracadute per salvare l'azienda, ma la cosa più importante è mantenere i stipendi dei dipendenti, perché la cosa più importante è pagare i fornitori. A turnazione i dipendenti hanno usufruito anche della cassa integrazione. Io ho fatto sì che la cassa integrazione venisse anticipata dall'azienda, cioè da me, perché ho persone con i suoi problemi familiari che hanno tutti, i mutui, le cose da pagare, bambini piccoli. E queste persone devono avere i suoi soldi. Una volta ascoltate le parole del titolare, ai dipendenti viene l'idea di ringraziarlo per l'impegno dimostrato, da cui la colletta che ha portato a raccogliere 3.000 euro, un piccolo gesto, dice Zanin, ma che vale moltissimo. Ho fatto richiesta per 650.000 euro di mutui per le banche, di prestiti per le banche, lei capisce ma è il gesto che conta, e secondo me non sono 3.000 euro ma sono 3 milioni. Zanin ha già deciso come utilizzare questi soldi. I dipendenti avranno un fondo per le famiglie, dove io andrò ad impinguare sicuramente, dove ci possano essere dei soldi a disposizione di anche queste calamità. Se ci penso mi commuovo ancora, perché non sono cose che succedono tutti i giorni, ma significa che i miei collaboratori hanno capito la stima che ho sempre avuto verso di loro. È una famiglia e deve rimanere tale, anche se diventeremo 100, perché il spirito deve essere questo. Non ho parole per ringraziare ancora oggi, sono sincero. Primo giorno dunque senza mascherina, ma a quanto pare i trevigiani per prudenza preferiscono ancora indossarla. Da oggi si può stare all'aperto senza mascherina, vedo però che voi le indossate lo stesso per un discorso di sicurezza. Esatto, sì, perché comunque non ancora. Momentaneamente non siamo sicuri di toglierla e quindi le teniamo. Non ci siamo fidati, ma vediamo che siamo in buona compagnia, perché ce ne sono tanti che la tengono. Non è che sia una cosa alla quale ci si abitua perché non è comoda, però io porto sia i guanti che la mascherina perché siccome non sono un'esperta, siccome ne sento tante, siccome ho visto amici morire, per cui penso che sia il caso, e siccome non ho una giovane età, per cui messe tutte queste cose insieme ritengo che sia giusto che noi ci salvaguardiamo da solo, vista che non ci pensa nessuno. Meglio aspettare ancora un pochino, opinione personale però, questa è. Preferisco così. Quando c'è tanta gente è meglio tenerla. È che siamo tanto vicini con delle persone, leva e metti leva. Meglio aspettare un po'. Se ieri si doveva necessariamente portare le mascherine, oggi perché no? È un po' caldo, ma insomma dai, si sopporta. Ancora la sto portando, sì, perché ci sono ancora delle raccomandazioni da seguire, però non vedo l'ora di toglierla. No, paura no, è un po' per rispetto forse per gli altri, no? Penso che sia giusto,
corretto, non si può camminare liberamente, poi sempre in tasca o tenuta qui. Con qualche accortezza e qualche, come si può dire, attenzione, si ritorna felici come un tempo. È giusto che sia così, che all'aperto si possa stare senza mascherina, poi nei luoghi chiusi bisogna essere previdenti, indossare la mascherina. È una liberazione, è proprio una liberazione, per fortuna direi. Penso che dobbiamo dare un po' più di fiducia. Personalmente sono un po' anche preoccupato, però andiamo avanti. Almeno si respira, era diventato un incubo ormai con il caldo. È proprio un senso interiore di stare bene, di poter respirare, libertà, un'unica parola. E da oggi i parcheggi in centro storico a Treviso tornano a pagamento e sempre da oggi vengono ripristinati i varchi ZTL del centro storico con gli orari di sempre. Le limitazioni al traffico resteranno attive solo dalle 22 alle 6 durante la settimana e per tutte le 24 ore il sabato e la domenica. Mentre tornando ai parcheggi, per incentivare il commercio, rilanciare il commercio del centro storico, il Comune ha deciso di rendere gratuiti i parcheggi dalle 17 alle 20 nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì. Adesso è il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi. Rieccoci in diretta, andiamo a San Zenone degli Ezzelini perché dopo la violenta rissa di ieri, oggi abbiamo sentito il sindaco. Non è stata la prima volta che fatti di cronaca hanno interessato la macelleria Halal Planet Fruit nella centralissima via Marconi al Civico 43 di San Zenone degli Ezzelini, un negozio di frutta e verdura, macelleria gestito da padre e figlia di origini marocchine. Dicembre scorso alcuni colpi di pistola esplosi contro la vetrina dell'esercizio commerciale, ieri una rissa che ha coinvolto il padre di Maria Karouach aggredito e altre persone, compresa la figlia arrivata in pronto soccorso. 6 feriti il bilancio dei tafferugli che hanno origine sempre da cattivi rapporti di vicinato. Nello stabile infatti abiterebbe una famiglia proveniente anch'essa dal Marocco che non vedrebbe di buon occhio il proprio spazio auto davanti al negozio occupato dai clienti, e ieri ennesima scena che però ha portato dapprima le mani addosso al padre per poi sfociare in una rissa a 6. Sul posto diverse ambulanze per i soccorsi e i carabinieri. Intervenuto oggi ai nostri microfoni il sindaco Fabio Marin. Un altro episodio, l'ultimo era stato dicembre dello scorso anno. San Zenone è una cittadina molto tranquilla e così vogliamo che rimanga. I problemi che sono sorti sono di persone della stessa nazionalità e appunto speriamo di risolverli quanto prima. Ed è stata fissata la data dei funerali del runner deceduto sabato sul Grappa. Si terranno mercoledì prossimo, il 3 giugno, alle 16 nella chiesa di San Zenone degli Ezzelini i funerali di Fabrizio Bevilacqua, il runner 37enne il cui corpo senza vita è stato trovato sabato sera lungo il sentiero del Cavallo sul massiccio del Grappa. Fabrizio era un grande amante ed esperto della montagna, atleta dell'M Running Team di Cassola. Praticava quelle zone più volte alla settimana. Sabato, dopo la corsa, avrebbe dovuto incontrare a San Zenone la fidanzata per andare a visionare una casa da acquistare. Stavano infatti programmando la data del matrimonio. Non vedendolo rientrare, la madre aveva subito dato l'allarme. Ore di ricerche sino al tragico epilogo. Prima il malore, poi la caduta. Sono gravi le condizioni di un 57enne soccorso questa mattina poco dopo le 11 nella ditta di logistica Gugel di via Majorana, Pieve di Soligo. L'autotrasportatore in attesa di partire con un carico di mobili è stato colpito da malore, forse un infarto nella cabina del suo mezzo. Immediata la chiamata al 118 da parte dei colleghi. Il 57enne intubato è stato elitrasportato all'ospedale di Treviso, per lui la prognosi è riservata. E oggi Monastiera ha dato l'ultimo saluto a Gianfranco Menegaldo, tra i più noti ristoratori della Marca, una vita spesa tra i fornelli. Il suo lavoro è diventato un'arte, ha detto il parroco. È instancabile. Famiglia e lavoro diventano per lui un tutt'uno nello stesso ambiente di vita. Egli sa armonizzare vita di famiglia e lavoro. Il suo lavoro gli piace, diventa per lui un'arte. Così pure il rapporto con le persone.
Un ristoratore appassionato, un artista dei fornelli, per tutti il re del pesce, così era stato ribattezzato Gianfranco Menegaldo, salutato per l'ultima volta nella sua monastiera, in tutti la consapevolezza di un pezzo di storia di Marca che se ne va a 82 anni dopo una grave malattia ai polmoni. Menegaldo dal 1960 gestiva la locanda di famiglia dopo l'improvvisa morte del padre che lo aveva costretto ad abbandonare la sua altra grande passione, quella per il ciclismo. Nelle parole del parroco, l'accostamento tra i suoi banchetti e quelli biblici, la convivialità come valore e senso delle relazioni umane. A mensa poi si sta volentieri, sono i momenti più belli, soprattutto quando è festa. Ci si ritrova insieme, si condivide, ci si conosce e si approfondisce l'amicizia e i legami tra le persone. Gianfranco, possiamo dire, ha fatto di tutto questo lo scopo della sua vita. Una vita dedicata anche alla moglie Bertilla, alle 3 figlie e ai 4 nipoti, a loro il compito di tratteggiarne il profilo più intimo. Sei stato il nostro punto fermo, la nostra fonte di ispirazione e la nostra roccia. Ci sei sempre stato accanto, sei stata la spalla sulla quale piangere nei momenti difficili ed il riferimento che ci dava la forza di guardare avanti. Ti promettiamo che ci prenderemo cura di nonna, la donna che è stata la tua compagna di vita per oltre 60 anni. A loro è arrivato l'abbraccio della comunità di Monastiera che si prepara ad abbracciare un'altra famiglia, quella della piccola Nicole Volpato, uccisa a 12 anni da una leucemia. L'ultimo saluto mercoledì alle 15. Apriamo adesso la pagina con le notizie da Belluno e provincia. Diocesi in lutto per l'improvvisa morte di Don Gabriele Bernardi. Da circa 2 anni, parroco di Colle Santa Lucia, Pescule, Selva di Cadore, aveva 72 anni. Il sacerdote era atteso stamattina dalla sua comunità in chiesa per la seconda celebrazione di Pentecoste, ma Don Gabriele qui non vi è mai arrivato. Il sindaco di Colle Santa Lucia, dopo ripetute telefonate a vuoto, ha mandato la sorella a sincerarsi delle sue condizioni. Don Gabriele è stato trovato in canonica, seduto sul divano privo di vita. Sono sconvolto dal dolore, ha detto il primo cittadino Paolo Frena. Con lui avevo un particolare rapporto d'amicizia, non solo formale e istituzionale. Lascia una comunità nello sconcerto e tutta la comunità di Colle si è raccolta in chiesa per ricordarlo nella preghiera, e ai fedeli si è unito il vescovo Renato Marangoni, che ha raggiunto Colle Santa Lucia non appena presa la notizia. Don Gabriele era originario di Loria, in provincia di Treviso. Dopo un lungo periodo di servizi e pellegrini svolti al Santo Sepolcro a Gerusalemme, nel 2010 era tornato in provincia di Belluno per prendere il posto di Don Francesco Cassol alla guida dei fedeli di Longarone, Igne e Ospitale di Cadore. È attesa ad ore la nomina del professionista incaricato da Palazzo Rosso di redigere la relazione tecnica ed economica sull'operazione Nevegal. Ce lo ha chiesto la legge e non avremmo potuto fare altrimenti, dice il sindaco Jacopo Massaro. Sono arrivate 6 domande, è una procedura a tutti gli effetti ad evidenza pubblica, è un avviso, quindi devono fare la verifica dei curricula, devono fare la verifica antimafia, eccetera, e poi danno l'incarico. Credo che sia questione di ore. È aperta su 2 fronti la partita Nevegal, una prima a medio e lungo periodo che riguarda il passaggio degli impianti al comune che li darà un gestore per i prossimi anni, una seconda contingente riguarda l'estate che oramai è alle porte. Il comune sta lavorando per rimuovere dalle già esistenti piste di mountain bike a proprie spese, visto che contributi non se ne sono visti, gli schianti di Vaia, e per realizzare altri 2 nuovi tracciati, ma senza seggiovia sarà un'estate a metà. Ci vuole la volontà di tutti, e cioè ci vuole la volontà di qualcuno che li apra. L'Alpenvegal questo l'ha escluso, l'ha detto più volte, insomma adesso vedremo, perché lo ha detto anche altre volte, poi alla fine lo ha fatto, e ci vuole chiaramente anche la volontà da parte della stessa Alpenvegal eventualmente a dare in affitto gli impianti. Io so che qualcuno era interessato anche a prenderseli in affitto per aprire questa estate, sono fiducioso sul fatto che se ci si parla probabilmente una soluzione la si trova, se invece si fa il muro contro muro chiaramente una soluzione non la troviamo. E quindi il boccino in mano all'Alpe, i cui vertici mercoledì saranno
ascoltati dalla Commissione speciale sul Nevegal. Il Comune per legge deve produrre una relazione tecnica e economica per dimostrare che l'operazione è sostenibile e per questo ha chiesto i dati all'Alpe. Il 24 marzo l'Alpe Nevegal ci ha scritto e ha detto siamo pronti a cedere i dati purché sia garantita la riservatezza, cioè non vengano divulgati. Questa è una promessa che noi non possiamo mantenere perché tutti i consiglieri comunali per legge hanno la possibilità di accedere agli atti e io non glielo posso negare, e quindi abbiamo dovuto trovare una soluzione alternativa che è quella di individuare un professionista esterno a cui loro cederanno direttamente questi dati. Il bando per la ricerca del professionista si è chiuso il 15 maggio, la nomina attesa a ore. Massaro è sereno nonostante la pioggia di critiche e di accuse, di cui è stato fatto oggetto anche nei social. La gente non pensa che il nostro primo interesse è chiaramente far funzionare le cose perché così non abbiamo grossi problemi. In verità la logica dei piccoli passi sta portando risultati, si sta facendo qualcosa, si sta muovendo qualche cosa. Bisogna avere pazienza e chi non la ha, capisco che non l'abbia più dopo tanti anni e quindi non mi stupisce insomma che sia così. E nel pomeriggio, proprio sul Nevegal, è intervenuta l'Unione Comunale del PD. Il continuo rimpallo delle responsabilità tra Comune e Regione è poco credibile e l'impressione è che nessuno dei due attori abbia un reale interesse di rilancio in tempi brevi. Si legge nella nota firmata da Roberto De Moliner. Quello che serve è predisporre un piano per il rilancio attuando condizioni che invoglino futuri potenziali investitori di farlo con decisioni immediate, precise, creando certezze e non dubbi. Per l'Unione Comunale del PD, Comune e Regione debbono assumere e attuare azioni e scelte puntuali, immediate e chiare, come la riapertura della seggiovia. La violenza vista con gli occhi dei bambini nel film Il tempo e i giorni, trilogia scritta e diretta dalla regista Alessia Buiatti, un viaggio dalla laguna alle Dolomiti che rappresenta metaforicamente lo storico tra il mare e la montagna veneta. Sono le primissime immagini del backstage di Il tempo e i giorni, la trilogia scritta e diretta da Alessia Buiatti, trevigiana d'origine e bellunese d'adozione, che indaga il tema della violenza vista con gli occhi dei bambini. È molto difficile capire e sentire veramente che cosa provano i piccoli quando sono vittime di violenza, di maltrattamenti, di questi silenzi prolungati, e quindi questo film è dalla loro parte. Noi stiamo con la camera sempre dietro di loro come fossimo un terzo personaggio, gli adulti non ci sono, un po' come alla Charlie Brown, non sono presenti, e riusciamo secondo me in questo modo a provare i loro sentimenti, e lo scopo è appunto arrivare agli adulti e comunicare qualcosa a loro. Ambientato fra Lio Piccolo nella magica laguna di Venezia, Marghera e le Dolomiti, il film breve è un canto sulla giovinezza e sull'innocenza, dice Buiatti, la capacità di dimenticare il male attraverso il gioco e poi di ripiombarci dentro, perché è dai grandi che in fondo dipende la felicità. Molto spesso una donna subisce violenza e accetta questa violenza, tranne che non sia un fatto episodico per strada, perché l'ha sopportata fin da piccola, e quindi è da lì che dobbiamo agire. E c'è bisogno di parlare di questi temi che sono sociali, però in realtà non sono giornalistici, cioè sono storie che sono accanto a noi tutti i giorni, ma abbiamo bisogno di sentire con la pancia, non solo di capire con la testa. Ecco. Il lavoro, che sarà presentato ai festival, è stato patrocinato dall'Associazione Nazionale Donne in Rete contro la Violenza, dalle città di Venezia, Treviso e Belluno, oltre che da Spazio Donna Onlus e Fondazione Teatri delle Dolomiti. Con Alessia Buiatti al suo debutto come regista, i professionisti della macchina da presa e 2 giovanissimi protagonisti. Ha un lieto fine? Sì, ha un lieto fine, però bisogna farne di strada. Voltiamo pagina. Sara di Roncade, Tommaso di San Martino Buonalbergo e Vittorio di Montebelluna sono i protagonisti questa sera della nostra rubrica Bimbi in TV.
E se anche voi volete condividere insieme a noi momenti divertenti, particolari dei vostri bambini, passatempi, giochi, potete farlo riprendendole con dei brevi video, possibilmente tenendo il cellulare in orizzontale, mandandoli via WhatsApp al 351 1755 340. In chiusura vi ricordo che subito dopo nuova puntata edizione straordinaria per aggiornarvi sul coronavirus, e poi a seguire, come ogni lunedì alle 21:15, torna puntuale Ring. Il coronavirus non esiste più ed è bufera, questo è il titolo della puntata di questa sera, che vedrà come ospiti Roberto Rigoli, il microbiologo dell'USL 2, e poi Giordano Riello, imprenditore, Paolo Zabeo della CGA di Mestre, e ancora Jacopo Possamai del PD, Luciano Sandonà della Lega ed Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. Inizia dell'estate ed in effetti le condizioni meteorologiche saranno tipicamente estive, festa della Repubblica con tempo in prevalenza buono. Il dettaglio dunque del 2 giugno. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, fino al mattino cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Nella seconda metà della giornata alternanza di nuvole e rasserenamenti, e anche sulle coste il cielo si presenterà al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature in aumento, minime fino a 17 gradi, massime comprese invece tra i 24 e i 28 gradi, punte di 29 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui ampio soleggiamento, nelle ore pomeridiane qualche rovescio sarà possibile, vedete sui rilievi. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, valori massimi oscillanti tra i 24 e i 27 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, avremo occasionali temporali, specie sui settori meridionali della regione, e sarà più asciutto e soleggiato altrove. Temperature minime sui 13-14 gradi all'incirca, valori massimi sui 28-29 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antena 3. Arrivederci.